La vita in Veneto costa quasi il doppio che in Sicilia. Le famiglie della nostra regione, infatti, per vivere spendono mediamente 2.900 euro al mese, mentre ne bastano 1.600 in Sicilia. Il Veneto si posiziona al secondo posto dopo la Lombardia, dove si spendono in media 3.000 euro al mese. Seguono Trentino, Emilia-Romagna e Piemonte, ma in assoluto le regioni in cui si vive meglio sono quelle del Mezzogiorno. Ultimo posto per carovita alla Sicilia e a salire Basilicata, Calabria e Sardegna. Queste cifre, ottenute da un'indagine sui consumi elaborata dall'Istat, ripropongono la questione del diverso costo della vita tra nord e sud. Una famiglia su 3 nel 2011 ha ridotto la spesa per generi alimentari, mentre aumentano gli acquisti nei discount. Il 36% delle famiglie dichiara di aver diminuito la quantità o la qualità del cibo comprato. Diminuisce il consumo di carne, pesce e ortofrutta, mentre è salito l'acquisto di pane e pollo. Ma i tagli per cercare di far quadrare i bilanci familiari non riguardano solo i generi alimentari. Tra il 2010 e il 2011 sono calate le spese per abbigliamento e calzature e diminuiscono anche elettrodomestici e arredamenti. Per non parlare dei tagli a tutto ciò che riguarda lo svago. Si eliminano libri, viaggi e cinema, mentre crescono le quote di spesa destinate all'abitazione e ai trasporti. La Confesercenti Veneto non è ottimista. Nei primi mesi del 2012 le spese sono calate dell'8%, preoccupante percentuale che fa parlare apertamente di recessione.